vaccinati con doppia dose da più di 5 mesi hanno una probabilità ridotta del 50% di infettarsi. Quindi comunque un livello di protezione buono, ma sicuramente non eccezionale. Però sempre queste persone hanno una probabilità che invece arriva quasi attorno al 90% di non andare a finire in terapia intensiva e non morire. E questo è l'effetto fondamentale dei vaccini, che quindi come l'abbiamo verso l'alfa e verso la delta, l'avremo anche verso l'omicron. Potremo vedere qualche punto percentuale di riduzione, ma sempre in questi ordini di grandezza. Come per la delta, assolutamente importante appunto il richiamo, quindi la dose booster, perché appunto, come vi dicevo, dopo 5 mesi e poi via via nel tempo, allontanandosi dalla seconda dose, l'efficacia effettivamente si riduce. Quindi è estremamente importante l'opportunità di avere una variante Omicron in laboratorio. Ovviamente stiamo cercando di isolarla, nel senso di farla crescere e moltiplicare il virus, e questo ci permetterà di saggiarla contro diversi sieri di persone vaccinate, guarite, insomma nelle varie casistiche, in modo da testare veramente quanto gli anticorpi naturali o vaccinali possano essere efficaci nei confronti di questo virus. Quindi dal nostro punto di vista